Quando la porta si era aperta, aveva creduto di trovarsi di fronte a uno dei tanti clienti della sua attività particolare, massaggi di un certo tipo garantiti dalla 55enne cinese che prendeva appuntamento via telefono nella sua abitazione di Castelfranco. Invece in pochi minuti il 25enne marocchino, alterato da sostanze stupefacenti, l'aveva massacrata di botte per derubarla, portando via il suo PC portatile e lasciandola a terra con lesioni e la frattura del malleolo. Era la notte tra il 15 e il 16 gennaio scorso, una notte non ancora terminata per il nordafricano che subito dopo la violenza tentò di fare lo stesso con un transessuale brasiliano con il quale aveva preso appuntamento. Stavolta però gli era andata male. La nuova potenziale vittima infatti si era accorta delle intenzioni del 25enne e aveva reagito costringendolo a scappare, dando poi l'allarme ai carabinieri. La collaborazione delle due vittime è stata fondamentale per identificare e arrestare il magrebino, già con precedenti penali per spaccio di droga e furti. Una vecchia conoscenza dei carabinieri, incastrato dalle telefonate di quella notte, è tornato in carcere per le violenze perpetrate.